Sul pennone sventola la bandiera di San Marco. A 9 nulla è cambiato, dopo che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di impugnare davanti alla Consulta la legge regionale, approvata lo scorso 29 agosto, che rende obbligatoria l'esposizione della bandiera veneta in tutti gli uffici statali, accanto a quella dell'Unione Europea e al tricolore. Noi abbiamo un'appartenenza regionale, appunto, nazionale ed europea, e quindi è facoltà sicuramente dei sindaci, ma per me è un dovere avere tutto ben esposto. Anche 9, guidato da una giunta di centrosinistra, espone il vessillo del Veneto. Non solo, la bandiera vecchia e logoro è stata cambiata da pochissimo. Abbiamo cambiato tutte le bandiere per i 20 anni della festa della ceramica. Tra l'altro un cittadino novese ha donato sia al Comune di Nove che alla sede della Protezione Civile tutte le bandiere, diciamo, nuove, quindi abbiamo acquistato noi e c'è stato anche questo dono patriottico da parte di questo concittadino. Nuovo e vivace il vessillo che fu della Serenissima resta sul pennone, anche di centrosinistra, inamovibile.